Si è concluso poco fa l'incontro tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Cagliari, l'assessore regionale alla sanità, il direttore generale dello stesso assessorato e il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale. Un incontro che noi riteniamo soddisfacente se verranno mantenuti gli impegni che sono stati assunti, quindi di provvedere immediatamente alla conversione di posti letto, in maniera tale che sia le case di cure possono finalmente programmare la loro attività e i lavoratori possono rientrare in servizio. Quindi questa operazione permetterebbe anche di salvaguardare tutti i posti di lavoro. Resta in piedi un altro punto fondamentale dell'avvertenza, è quello di salvaguardare anche tutte quelle figure che comunque non possono essere ricollocate a seguito della conversione dei posti letto. Mi riferisco a ostetriche, pediatrici d'infanzia, infermiere pediatriche. Oggi è stata una giornata, speriamo, decisiva per mettere definitivamente il punto